Amici della Lega Scuole Superiori, bentornati al Pala 1 per la giornata di oggi in campo Leopardi Real Montini, uno scontro di metà classifica, due squadre molto vicine, appaiate, 7 punti per il Real Montini, 6 per il Leopardi che oggi proverà il sorpasso. Leopardi che scende in campo con Todoro, Mauri, Vicamini, Giovetti, Maraiano, Rivalta e Russo, rispondere dall'altra parte Real Montini con Temporiti fra i pali e poi Frigoli, Martinelli, Meneguzzo, Perri, Sempio e Sestagalli. Capitani già al centro del campo con il signor Mercanti che ci dà alle spalle, non ho capito per quale motivo, pronti per il palla o campo e per dare inizio alle ostilità. Anticipo, pallone per Martinelli per l'1-0, Martinelli se lo divora ma il pallone rimane ancora lì. Meneguzzo all'indietro per Sempio, Sempio da Meneguzzo, ottima chiusura, può ripartire il Leopardi, Sempio chiude benissimo, poi Meneguzzo, controllo con la coscia, poi il lancio di Vicamini un po' nel nulla. Lancio lungo, conclusione con il sinistro e grandissimo gol di Giovetti che ha controllato con il petto, un controllo orientato che ha tratto in inganno il suo marcatore, poi sinistro all'angolino, quindi gioca il Montini ma segna il Leopardi 1-0. Incontro Frigoli, la gira bene dall'altra parte per Meneguzzo, posizione di sparo, grande risposta in calcio d'angolo di Maraiano. Lancio di Sempio a cercare Martinelli, controllo sinistro, bravissimo Maraiano e rimessa laterale. Frigoli, Martinelli, la finta, Martinelli passa e non ci credo, l'ha presa ancora Maraiano, ancora Frigoli, ancora Maraiano, tripla super parata di Maraiano, fra gli applausi dei suoi. Poi ci prova ancora il Montini, Sempio calcia, pallone respinto. Martinelli, va via Martinelli, cerca posizione per sparare verso la porta, Martinelli calcia sul fondo. Martinelli, Sempio, vede la porta, va da Frigoli, 1 contro 1, Frigoli, bello il tocco per Martinelli e questa volta il gol arriva, non ha potuto nulla Maraiano, bravissimo Frigoli a regalare un cioccolatino a Martinelli che poi è altrettanto bravo con l'interno sinistro a incrociare, a battere Maraiano. 1-1 è tutto da rifare adesso per i Leopardi. Frigoli, solita giocata per Martinelli, dentro ancora per Frigoli, bravissimo Giovetti a intercettare, grande partita di Giovetti. Russo 1 contro 1, occhio che va sul mancino, calcia Russo, palo interno, ma l'ha toccata Temporiti e ha fatto una grandissima parata. Frigoli, che gol di Frigoli! Un lampo a ciel sereno, controllo con il petto e gran botta, questa volta Maraiano non ha potuto fare nulla e c'è il 2-1 del Real Montini che adesso va avanti. Mauri, Giovetti, grande giocata, Giovetti e spreca, aveva fatto un movimento perfetto Giovetti da gran puntero, ma poi il diagonale purtroppo è da difensore. Poi Martinelli prova a passare, Martinelli dentro, grandissima palla per Perri, gran discesa di Martinelli, cioccolatino troppo facile e impossibile da sbagliare per Perri che poi ringrazia il suo compagno. 3-1 Montini in chiusura di primo tempo. Si riparte dunque con Leopardi che deve inseguire sotto di 2 gol, vediamo cosa succede. Lungo a cercare Vicamini, l'appoggio per Russo, Russo va sul mancino, Russo calcia! Temporiti con il piede destro mette il pallone in calcio d'angolo, Mauri dalla bandierina, pallone teso che attraversa tutta l'area di rigore ma finisce in out dall'altra parte. Poi pallone dentro, Mauri di prima, palo interno, che sfortuna proprio il Leopardi, ancora Russo sul mancino, anzi col destro, Temporiti in calcio d'angolo. Sempio, Martinelli, Sempio, Frigoli. 1 contro 1, tocco per Sempio, grande azione del Montini, palla a destra, palla a sinistra e poi Sempio con l'interno, batte Maraiano per il 4-1 e forse la pietra miliare su questa gara. Frigoli, rientra sul destro, tocca per Sempio, cerca un pallone scodellato mentre fa Martinelli e Frigoli, pallone però torna Sempio, bene per Frigoli, Frigoli, bravissimo Maraiano ancora, occhio perché il pallone è buono per Frigoli, ancora Maraiano. Frigoli, conclusione di prima di Sestagalli che mette dentro il 5-1 e chiude definitivamente la contesa.
Bella palla intelligente di Frigovi dal corner, ottimo inserimento con i tempi giusti di Sestagalli che ha andato durissimo su questo pallone, calciato di collo pieno, imparabile per Maragliano. 5-1 Montini. Chiuso, poi Giovetti prova a ripartire, Sestagalli, Martinelli, 1 contro 1, Martinelli. Mauri calcia! E il pallone finisce in rete. Gol del 5-2. Occhio perché tempo tecnicamente ci sarebbe anche. Rimessa laterale per i Leopardi, già battuta. Giovetti, il controllo, Giovetti, la porta è sguarnita. Giovetti riesce a tenere questo pallone in campo, poi cerca il pallonetto, un cioccolatino per Russo. Che bravo Temporiti. Che bravo Temporiti a evitare anche il calcio d'angolo. Mauri sta rischiando tantissimo i Leopardi, non capisco per quale motivo. Porta è vuota, Meneguzzo in anticipo, va contrasto Meneguzzo, la palla rimane lì, poi Vicamini e Meneguzzo lottano, Meneguzzo alla fine protegge la rimessa laterale, ma c'è il triplice fischio del signor Mercanti che manda le squadre negli spogliatoi. Ha vinto 5-2 il Montini con una gara giocata secondo me neanche a ritmi troppo elevati, ma quello che conta sono i 3 punti per questi ragazzi che salgono a 10 in classifica. Super spot.